stati almeno 3 gli scoppi fortissimi nella trattoria Bea Storia di via Levantina a Jesolo. Poi le fiamme sono divampate in pochi secondi, raggiungendo la palazzina dove c'erano circa una ventina di persone, soprattutto giovani, che dalla terrazza gridavano e chiedevano aiuto. Sono intervenute diverse squadre, l'incendio è stato importante, ha coinvolto oltre che il piano terra anche i 2 piani sovrastanti. E infatti abbiamo dovuto provvedere all'evacuazione dei 2 piani, circa 20 persone, era una residenza di ragazzi. Le cause sono in fase appunto di accertamento, non sappiamo ancora di preciso cosa sia successo, stiamo valutando, ne avremo ancora per un bel po'. Per fortuna siamo riusciti nel contempo a estinguere le fiamme e a mettere al sicuro le persone che non riuscivano ad uscire dal vano scala in quanto era coinvolto dalle fiamme e quindi hanno dovuto evacuare dalle finestre. L'ULSS 4 ha adottato un piano di maxi emergenza con ambulanze da Jesolo, San Donà e Cavallino. 10 feriti, tutti lievi per fortuna, sono stati trattati rapidamente tra gli ospedali di Jesolo e l'ospedale di San Donà. Abbiamo allertato anche l'elisoccorso, ma fortunatamente non vi è stata la necessità di far intervenire il mezzo. Il locale, che al momento dell'incendio era chiuso, è stato posto sotto sequestro. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dolo compreso. La società Italgas, che gestisce la rete nella zona, nel frattempo ha effettuato i primi accertamenti sul contatore e gli altri impianti di pertinenza che servono la struttura e sono risultati integri e non coinvolti nell'evento. A distanza di parecchie ore è ancora fortissimo l'odore di bruciato che proviene dal locale che ieri sera ha preso fuoco. I residenti della zona sono ancora sotto shock. Così come i ragazzi che hanno vissuto quell'incubo da cui non sapevano se sarebbero usciti vivi. Alcuni di loro in mattinata erano lì fuori ad attendere che i vigili del fuoco gli portassero abiti ed effetti personali, vista l'inagibilità degli appartamenti messi a loro disposizione dal titolare dell'albergo per cui lavorano come stagionali. Il sindaco, che poco dopo l'incendio si è immediatamente recato sul posto col vice sindaco, continua a monitorare la situazione. Sarebbe potuta diventare una vera e propria strage, in attesa che ovviamente le autorità facciano gli approfondimenti del caso per capire l'origine di questo incendio. Di certo siamo molto scossi perché è un evento che, come dicevo, poteva trasformarsi in una vera e propria strage, ma penso che gli interventi istantanei che sono stati garantiti dalle forze dell'ordine e dalle forze di soccorso hanno sventato il peggio.